Un veneziano raggiunge la vetta europea più alta nello sci, c'è una luce nuova che brilla e tinge d'azzurro il cielo nel freestyle. Trionfo continentale per il veneziano Leonardo Donaggio che ha conquistato, con pieno merito, a 17 anni non ancora compiuti, il titolo di campione d'Europa di Big Air, una specialità del freestyle. Con l'arrivo delle gare di Big Air verso fine stagione sono riuscito a dare il tutto e per tutto e penso che questa sia la stagione migliore che abbia mai fatto nella mia carriera fino adesso, essendo riuscito a raggiungere ottimi risultati in Big Air come il primo posto in Slovacchia a Kremnica e con altri 2 risultati di Big Air sono riuscito a vincere la Coppa Europa Generale di Big Air. Questi risultati sono stati di grande sprono per me, soprattutto perché mi ha fatto salire la voglia di allenarmi sempre di più. A Davos, in Svizzera, l'ultima gemma della sua preziosa collezione di successi già lunga nonostante la giovanissima età. Leo è campione italiano in carica nel 2019 e ha deciso di lasciare il Lido dove vive con la sua famiglia e trasferirsi in montagna a Falcade dove si allena. Tra gli allenamenti con la nazionale azzurra e lo studio, visto che frequenta con profitto la terza superiore dell'Istituto Turistico Scolastico Ski College di Falcade. Lo scorso anno Donaggio si era classificato terzo in Coppa Europa, nel 2020 è riuscito a migliorarsi con un unico salto acrobatico. In questo momento siamo in viaggio e la mia stagione è iniziata con degli allenamenti in ghiacciaio nei mesi estivi per poi prolungarsi per tutti i mesi autunnali e poi per arrivare all'Alpe di Susi dove siamo ospitati da Casa Saidran.